Protesta contro il tram di una sessantina di cittadini capeggiata dalla Lega Nord, urla e fischi in consiglio, sfiorata la rissa tra alcuni esponenti politici. E la cronaca si è incontrata con la politica quest'oggi nell'aula del Consiglio Comunale a Mestre a protestare una sessantina di leghisti contro il tram. È scoppiata la bagarre. Vediamo il servizio. Una sessantina di leghisti in Consiglio Comunale a Mestre per protestare contro il tram. Nel corso del dibattito, un agente di polizia locale chiede di abbassare i cartelloni con i simboli del partito, ma i manifestanti del Carroccio declinano l'invito. L'agente a quel punto si fa consegnare i documenti e trascrive i dati del senatore Corrado Callegari. Sono le 16:30 e nell'aula di Via Palazzo scoppia la bagarre. Dai banchi dell'Assemblea la protesta di Alberto Mazzonetto, consigliere leghista. Non siamo in Unione Sovietica, Presidente. La tensione è alta e Sebastiano Bonzio, consigliere di maggioranza, interviene in difesa della polizia locale. Altre volte è stata fatta sta roba qua. Non è nulla di grave, vediamo. Anche lo stesso agente spiega i termini della questione. Lei lo sa meglio di me che per regolamento le striscioni con i simboli non ci dovrebbero. Io ho pregato di abbassarli. Poi non ho chiesto nient'altro. In merito l'intervento di Simone Venturini dell'UDC, che ritiene la Lega unica responsabile di quanto accaduto. Alcuni consiglieri comunali, invece che fare i consiglieri comunali, fanno i sobillatori delle masse. Credo che un partito politico e un consigliere comunale debba fare il suo lavoro e non strumentalizzare tensioni e frizioni presenti in città. Alla fine la decisione dell'Assemblea sul tram si discuterà in serata.